stiamo per gustarci un concerto molto particolare, una bella occasione musicale, un concerto che non sarà del tutto ovvio, ma stiamo anche per festeggiare, siamo qua per festeggiare tre belle realtà moglianesi. Sono diverse per origine, per intenzione, diverse per la storia, per le inclinazioni, però hanno tutte una medesima direzione, come una freccia che parte, ed è quella di sensibilizzare, di rivolgersi in particolare ai giovani, come dire, di fare qualcosa per il nostro futuro. Che i giovani siano il nostro futuro non è certo un concetto nuovo, però pare che finalmente stia tornando anche in primo piano nell'agenda del nostro paese. E allora in questo anno internazionale dedicato al volontariato, che è un po' il cardine della cittadinanza attiva, quindi un po' il lievito diciamo, della democrazia, noi vogliamo festeggiare queste tre realtà, cioè l'associazione Amici della Musica di Mogliano, la SOMS, cioè la Società Operaia di Mutuo Soccorso, e anche il Circolo degli Scacchi. E in particolare di queste tre realtà noi vogliamo festeggiare tre presidenti, tre ultra presidenti, perché hanno veramente delle circostanze, delle ricorrenze particolari. E in particolare allora cominciamo da Aldo Setto, che inviterei a venire qui. Aldo Setto adesso arriverà, è stato degli Amici della Musica, anzi potrei dire il fondatore, visto che è presidente di questa associazione già da 30 anni. L'associazione è dedicata a una gloria moglianese, cioè il soprano Toti Dal Monte, si occupa della diffusione della cultura musicale in tutte le sue declinazioni, organizza concerti, lezioni concerto, guida l'ascolto, anche viaggi musicali. Divide la sua attività musicale un po' in stagioni, diciamo i concerti di maggio e poi l'estate moglianese, i concerti per tutte le occasioni di calendario, diciamo, importanti. Collabora con quasi tutte le istituzioni musicali della nostra regione, in particolare con quelle più vicine, da Treviso al Teatro La Fenice. Ospita regolarmente i vincitori del Premio Venezia, che è un concorso pianistico molto prestigioso, e anche quelli del concorso Toti Dal Monte, un concerto per cantanti, e naturalmente l'associazione Amici della Musica di Mogliano non dimentica la sua attenzione all'attività scolastica. A questo punto io invito a salire sul palco Rita Fazzello, che è una dirigente scolastica sempre più multiforme, e anche Sonia Angeloni, che già è stata direttrice del circolo didattico. Dunque, diciamo cosa fa l'associazione Amici della Musica per le scuole. Fa lezioni concerto, fa borse di studio sotto forma di buoni acquisto, ma diciamo che è stata anche la causa in senso molto buono, della nascita della scuola media musicale qui ed è abbastanza raro trovare una scuola media musicale. E allora queste due signore adesso possono ringraziare il maestro Secco, il dottor Secco, con una targa che è offerta dalla scuola e anche con un regalino che la sua associazione fa a lei, una targa che porta un'iscrizione particolare. Taluni nascono grandi, altri alla grandezza giungono per gradi. William Shakespeare. I suoi soci le regalano invece l'ultima edizione delle 9 sinfonie di Beethoven, dirette da Riccardo Chailly, che ha utilizzato i metronomi originali di Beethoven. Grazie. E noi adesso festeggiamo un altro compleanno un po' particolare, che è quello di Maresa Pozzobon. Maresa Pozzobon questa sera non può essere con noi, e allora lei è presidente della SOMS, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Mogliano, già da 20 anni. Non può essere con noi, allora sarà sostituita, ma solo nella figura, dal vicepresidente Silvano Scaramuzza, che inviterei a venire qua.
1800, anche qui a Mogliano 1874, hanno come motto solidarietà, partecipazione e accrescimento culturale, sono i 3 punti di forza. Per le scuole, che cosa fa la SOMS di Mogliano in particolare? Intanto appoggia il progetto Cara Maestra, cioè è a sostegno e finanziamento, finanzia anche attività alle elementari e alle medie. Poi c'è il progetto Lingue in Gioco, praticamente sono delle lezioni prescolastiche dedicate sia ai bambini che non parlano italiano perché di origine diversa, sia anche ai ragazzi che hanno delle difficoltà con la lingua. Poi garantiscono la presenza di volontari a scuola dove c'è bisogno di sostegno, sia la mattina sia il pomeriggio. Poi ci sono altre attività, Vivere il Verde, che sarebbe la festa del 1° maggio, e poi la fiaccolata dei panaini con cui si finanziano ho visto un modo un po' non tanto convinto del vicepresidente, per poi acquistare materiale didattico o anche computer per le scuole. Fra l'altro una delle attività con cui riescono forse a catturare un po' di soldini è il mercatino di ieri, il mercatino dell'8 dicembre. Ieri c'è stato il sole, per fortuna, ed è il 25 aprile naturalmente. Poi per esempio hanno organizzato insieme con i ragazzi del Night Park, hanno organizzato una riuscitissima serata invitando Gian Antonio Stella qui a Mogliano. E poi con il loro circolo Galilei i soci della SOMS organizzano cicli di conferenze molto interessanti per un pubblico diciamo normale, ma che poi passano anche nelle scuole. A questo punto io inviterei qui Maurizio Grazio, che è il nuovo preside del liceo Berto. Non so se è arrivato a parlare lei, è professore. Ricordo che quest'anno il ciclo di conferenze è dedicato alla fisica, lo scorso anno c'era stata la matematica, prima ancora c'era stato un ciclo dedicato a Darwin o un altro dedicato a Galilei, quindi all'astronomia, sempre nomi di assoluto rilievo, per esempio quest'anno è arrivata Margherita Hack, anche Carla Iorio è arrivata, se vuole salire sul palco e rendere questo ringraziamento all'attività della SOMS. Dunque c'è una targa anche per la Marella Pozzobon, leggiamo anche in questo caso la citazione: se non si è pronti a tutto non si è pronti a niente. Paul Auster. Caro vicepresidente Scaramuzza dovrà portare anche i fiori alla signora, mentre il regalino dei vostri soci è un libro sul volontariato. Grazie. E adesso io non so se voi volete riaccomodarvi, forse è meglio, sì, grazie. Abbiamo ancora un festeggiamento da fare, presidentissimo anche questo, ultra trentennale, Pino Baratto, che si occupa di scacchi. Invito a sapere sul palco. Anche questo è un circolo che gira nell'orbita della SOMS, ma che ha delle sue attività ben specifiche. Per esempio organizza la manifestazione internazionale Mogliano Scacchi, che gli intenditori conoscono. E si sa che gli scacchi sono un gioco allena cervello, diciamo. Ci vuole capacità di uno stratega, la fantasia più sbrigliata e anche il ragionamento di lunga durata. Ho riassunto bene. Allora, questo dunque si tratta comunque anche di uno strumento didattico eccezionale. Voi infatti lo portate da anni alla scuola elementare Diego Valeri. Ecco, per ringraziare Pino Baratto, qua ho bisogno della collaborazione di Nerio Bellemo, direttore del secondo circolo. Chissà se anche lui ha pubblicato. Ha tutto il palcoscenico per lei, però. Anche per lei una targa.
se vogliamo leggere la citazione anche in questo caso, penso che tu sappia bene quanto me qual è il problema. Stanley Kubrick. Sono citazioni scelte ad hoc e l'omaggio dei suoi associati, del suo circolo, è un libro naturalmente dedicato agli scacchi, non poteva essere altro. Grazie, grazie. Sì, grazie. È ansioso